È possibile che una dieta chetogenica, ovvero povera di carboidrati, ricca di proteine e grassi, ti dia del beneficio per frequenza e intensità di emicrania? Ebbene sì, e c'è uno studio che ho visto questi ultimi giorni italiano del 2024, quindi molto recente, che sostiene come una dieta chetogenica di 8 settimane va a ridurre del più del 60-70% gli attacchi di emicrania e l'intensità in un mese. Vatti a vedere uno degli ultimi video che ho fatto sul mio canale, dura circa 10-15 minuti, ti fa vedere come è stato fatto questo studio, come puoi eventualmente replicare questi risultati su di te. Voglio dirti che però c'è una cosa da mettere in evidenza. La problematica di emicrania, per quello che io so, per quello che ho studiato, per quello che ho sperimentato sia per me che per i miei pazienti, non è solo una problematica metabolica di energia data dalla nutrizione. C'è molto di più. C'è tutta la parte di sonno, igiene del sonno, parte di movimento fisico, parte soprattutto emotiva e di stress. Quindi tutti i fattori che stanno all'interno di noi devono essere modificati e presi in considerazione. Però questo studio secondo me ci dà già un via, è uno studio italiano che appunto guarda la dieta chetogenica dal punto di vista appunto mediterraneo, con cose che possiamo fare, abbiamo già nella nostra alimentazione italiana. Però bisogna andare a limitare i carboidrati semplici, raffinati, pane, pasta e fritti. Sicuramente c'è da dire qualcosa riguardo al caffè, anche qui il caffè, per quanto noi amiamo questa bevanda, può essere un trigger per i sistemi nervosi ipersensibili, in particolare quelli dell'emicrania. Questo comunque studio è un grande, grande risultato, stiamo parlando comunque di 25 persone che hanno seguito questa dieta chetogenica e secondo me comunque è da prendere in considerazione per i futuri trattamenti sull'emicrania, magari da integrare a un approccio più olistico, mente e corpo. Questo è tutto e fammi sapere cosa ne pensi dei commenti, se hai già provato la dieta chetogenica, se ti sei fatto seguire magari da un nutrizionista per l'emicrania in particolare.